È una favola, a me piace molto, cioè non amo molto il fantasy o le magie o le cose. È una favola che parte da una regola geometrica, infatti è sulle rette parallele. Mi piace molto partire da spunti scientifici e su questo creare delle favole. La mia favola è brevissima: si innamorano nel paese di geometria e vorrebbero toccarsi, vorrebbero potersi abbracciare, però le rette parallele, come si sa, non si incontrano mai. Allora viene loro in aiuto la signora prospettiva e gli dice di avere fiducia e di proseguire. E loro vanno avanti all'infinito finché alla fine si toccano in un punto di fuga comune. Queste sono semplicemente le regole della prospettiva, però spiegate in forma fantastica. E lei di cosa si occupa nella vita? Io sono essenzialmente una mamma e una nonna, però sono laureata in architettura, anche se ho fatto poche cose in architettura, e mi piace molto, poi faccio volontariato. E qual è stato il tuo elaborato? Ho pensato all'antagonista e ho collaborato un po' anche per pensare insieme a Alex alla politica della pace e queste cose qui. Qual è la parte che ti è piaciuta di più? Quando abbiamo pensato quando il bambino fuggiva nella valigia. E come ti senti ad aver vinto questo premio? Molto felice. Che cosa avete fatto per il premio Andersen? Abbiamo scritto una storia E di che cosa parla? di di una valigia magica, E poi cosa succede? che c'è un principe che si trasforma in un trollera gigante. In un gigante. Gigante. E poi come va a finire? Finisce che si fa la politica della pace e si sconfigge il troll gigante.